violenza lungo la Triestina a Canoghera. Nello scontro frontale tra due auto una donna ha perso la vita, grave la figlia dodicenne, Eli trasportata a Padova, 6 in tutto i feriti. Nell'istituto comprensivo Sottomarina Nord non si è cantata alcuna canzone fascista. La nota del Ministero dell'Istruzione dopo la bufera e la relazione del dirigente scolastico. Le spiegazioni del Ministero non convincono il PD. Il consigliere Montanariello presenta un'interrogazione in Regione e ricorda come a Chioggia non sia gradita l'esecuzione di Bella Ciao il 25 aprile. Allontanato di casa un 61enne di Cavallino Treporti accusato di minacce gravi e lesioni personali aggravate alla sorella. Nell'ultima lite la donna ha picchiata al volto e al costato. Spaccio in centro storico e non solo. In una settimana gli agenti della questura hanno arrestato 7 persone tra Venezia e Mestre durante i controlli intensificati per il Carnevale. Dal settore cerealicolo alla pesca, all'epidottero che sta distruggendo la produzione dello zucchero lungo il litorale, tutte le sfide e le preoccupazioni di CIA Venezia per l'agricoltura in provincia. Grandi numeri per il Carnevale dei bambini della Biennale di Venezia, sono ben 3.000 i partecipanti, da scuole arrivate da tutto il Veneto a Ca' Giustiniano. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e allora partiamo dalla cronaca, la cronaca del terribile schianto che si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Triestina. Siamo a Canoghera, nello scontro frontale tra due auto ha perso la vita una donna, grave la figlia dodicenne, 6 in tutto i feriti. Scontro frontale poco prima delle 11 all'altezza del casinò di Canoghera, all'incrocio con via Paliaga lungo la Triestina. Un impatto devastante tra due auto in cui una donna di circa 40 anni di nazionalità albanese ha perso la vita morendo sul colpo, mentre è in gravissime condizioni la dodicenne che era con lei, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Padova e ricoverata in terapia intensiva. In auto con loro c'era anche un uomo che non avrebbe riportato gravi ferite. Sull'altra vettura c'erano invece 2 uomini, entrambi trasportati in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Mestre, ma non sarebbero in pericolo di vita. C'è anche un 6° ferito, l'autista di un furgone Amazon che si trovava lungo la strada al momento dello scontro. Anche lui è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza. Sul posto, oltre alla polizia locale per i rilievi, anche i vigili del fuoco di Mestre che hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste incastrate tra le lamiere e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Via Triestina è rimasta chiusa al traffico per circa 2 ore con lunghe code e disagi in tutta la zona per permettere l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. E ora andiamo a Chioggia invece. Nell'istituto comprensivo Sottomarina Nord non si è cantata alcuna canzone fascista, è quanto ha dedotto il Ministero dell'Istruzione e lo ha comunicato nel pomeriggio in una nota. Dopo attenta verifica si legge con la dirigenza dell'istituto scolastico. Sentiamo cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni il dirigente scolastico qualche ora prima. A me interessa la scuola, a me interessa che i ragazzi siano tranquilli, non siano attaccati e siano fuori da queste contese, d'accordo? La responsabilità di quello che è accaduto è mia. Oggi stesso mando al Ministero la relazione, il Ministero sulla base dei dati, ma io scrivo solo dati di fatto, non scrivo opinioni. Io scrivo dati di fatto sulla relazione, quello che effettivamente è successo, va bene, e sul contesto nel quale questo è avvenuto, scriverò i dati di fatto, il Ministero poi farà le sue valutazioni. Si assume ogni responsabilità il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord dopo che il Ministero dell'Istruzione ha chiesto di acquisire gli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, si legge in una nota, e accertare le responsabilità del gesto di propaganda neofascista. Questo all'indomani del caso avvenuto lo scorso 10 febbraio nella scuola in occasione delle celebrazioni per il Giorno del Ricordo, quando gli studenti hanno interpretato un brano della Compagnia dell'Anello, gruppo legato all'estrema destra neofascista. All'esito degli approfondimenti, conclude la nota del Ministero, saranno adottati provvedimenti ritenuti necessari e opportuni per sanzionare comportamenti incompatibili con la nostra Costituzione. Il dirigente però spiega ancora. Questa canzone è stata interpretata più di una volta, non è la prima volta, è stata interpretata e cantata dai ragazzi all'interno
cerimonia del comune della giornata del ricordo, e l'ho letta e riletta dopo il testo, non c'è nulla di cui si viene accusati, va bene. C'è un'origine, dicono che una band di tipo neofascista, pare che l'autore non sia neanche neofascista, sia di destra semplicemente, però io su queste cose non voglio entrare, va bene, perché sono approfondimenti che ho fatto dopo i fatti, va bene. Fino ai fatti io so che noi abbiamo fatto sta canzone, è stata fatta anche l'anno scorso, va bene, tale quale, anche l'anno scorso, e non è successo nulla. Zennaro evidenzia: la canzone non ha nulla di neofascista, tant'è che non ricordo più se un anno fa o 2 anni fa, nel concorso promosso dalla Regione per le scuole sul tema della giornata del ricordo, della memoria degli esuli dell'Istria e della Dalmazia, va bene, ha usato nel titolo, la Regione Veneto ha usato nel titolo del concorso un verso della canzone, emerge con chiarezza il ricordo di quelle terre, va bene. Forse un po' troppo accentuato nell'opposizione italiana, Dubrovnik, Ragusa, ecco, forse in quel passaggio, negli altri è un po', siamo a mezza strada, va bene, non offende nessuno. Nel tardo pomeriggio sono arrivate le valutazioni del Ministero. Nell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord, si legge nella nota, il 10 febbraio non si è cantata alcuna canzone fascista. L'ha appurato dopo attenta verifica con la dirigenza dell'istituto scolastico e contrariamente a quanto affermato da esponenti politici e organi di stampa, si legge ancora. La canzone è stata scelta nell'esclusivo intendimento di commemorare il giorno del ricordo, aggiunge il Ministero, che con l'occasione ribadisce l'importanza di celebrare in tutte le scuole il 10 febbraio, il dramma vissuto dagli esuli giuliano-dalmati, perché la loro tragedia diventi memoria collettiva. La nota del Ministero tuttavia non basta a placare le polemiche, e ricordando come viceversa proprio a Chioggia non sia gradita l'esecuzione di Bella Ciao il 25 aprile, il consigliere Jonathan Montanariello ha presentato un'interrogazione in Regione. Se per il Ministero dell'Istruzione eseguire la canzone Di là dell'acqua del gruppo musicale La Compagnia dell'Anello, attivo per un paio di decenni del secolo scorso negli ambienti musicali dell'estrema destra, non significa necessariamente cantare una canzone fascista, le polemiche politiche su quanto fatto intonare ai bambini delle medie dell'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord durante il giorno del ricordo proseguono. Jonathan Montanariello del Partito Democratico respinge gli attacchi strumentali che sostiene di aver ricevuto da destra dopo la presentazione di un'interrogazione in merito all'assessore regionale Valeria Mantovan. La nostra è una posizione di condanna tanto delle foibe quanto con tutte le altre forme di violenza perpetrate. Siccome si tenta di strumentalizzare, attaccano l'evento storico, no, la violenza la condanniamo sempre, attaccano i bambini, cosa che non è mai successa, tant'è che mi sono preso l'onere di denunciare il prossimo che dirà che attacchiamo i bambini. Queste iniziative dovrebbero essere gestite in modo istituzionale e non politico, invece a Chioggia, secondo Montanariello, si adottano 2 pesi e 2 misure. Ad esempio, un paio d'anni fa la banda comunale suonò Bella Ciao in occasione dell'anniversario della Liberazione. Da allora, dice Montanariello, non è stata più invitata alle celebrazioni. O si decide che tanti brani che possano nascere spontaneamente o da gruppi dichiaratamente di una fazione politica hanno un valore culturale nei loro testi, e allora se non offendono nessuno vale cantarli tutti, ma non puoi su uno che è stato adottato da una parte politica che non ti comoda dire che con quel brano si fa politica e in un'altra iniziativa pure. La canzone fatta cantare ai bambini delle medie di Sottomarina si intitola Di là dall'acqua, come il disco che la contiene è dedicata all'Istria e alla Dalmazia. È della Compagnia dell'Anello, un gruppo nato a Padova a metà anni 70, considerato tra i fondatori della musica alternativa di destra. Nel 1974 abbiamo iniziato a scrivere canzoni per la nostra gente, raccontò Mario Bortoluzzi, cantante e fondatore del gruppo, perché per i fascisti non cantava nessuno. È un disco ricercato, lo possiamo dire? Il mercato ci fa vedere sui social che è un disco ricercato, non facilmente reperibile. Secondo elemento, il tema è molto semplice, che se è finito di fare questo canto, qualche esponente di destra ha subito rimbalzato sui social come se fosse un trofeo aver portato l'iniziativa pubblica. Allora voglio dire, quelli di destra strumentalizzano, fanno 2 pesi 2 misure, si attaccano le medagliette su un'iniziativa istituzionale e pubblica, cosa pretendono? Che stiamo zitti?
Torniamo alla cronaca, allontanamento dalla casa familiare, divieto di comunicazione e avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e applicazione del braccialetto elettronico o divieto di dimora nella provincia di Venezia. Sono i provvedimenti adottati dal Tribunale di Venezia nei confronti di un 61enne di Cavallino Treporti accusato di minacce gravi e lesioni personali aggravate nei confronti della sorella. La donna, che convive con la madre malata e con il 61enne, ha raccontato ai carabinieri di subire insulti e minacce continue, le ultime quando, durante una lite per la gestione del cane, è stata anche colpita con pugni al volto e al costato. E ora parliamo di spaccio in centro storico e non solo. In una settimana gli agenti della Questura hanno arrestato 7 persone tra Venezia e Mestre durante i controlli intensificati per il Carnevale. Settimana intensa per gli agenti della Questura che hanno effettuato 7 arresti, 5 per spaccio, 4 in laguna durante le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità attraverso l'intensificazione dei servizi in occasione del Carnevale nei principali luoghi di aggregazione. Negli interventi ad alto impatto decisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nei giorni scorsi i poliziotti hanno arrestato 4 persone, fra loro un 20enne di origine nordafricana fermato a Mestre tra via San Pio X e piazzale Cialdini, dopo aver tentato di sbarazzarsi di un panetto di hashish. Visti i numerosi precedenti dopo la convalida, l'allontanamento dal territorio. Successivamente i poliziotti della Volante Lagunare hanno fermato un cittadino tunisino per un controllo e trovato in possesso di 14 involucri contenenti cocaina e hashish, è stato arrestato. In poco più di 24 ore i poliziotti hanno poi rintracciato nuovamente in terraferma 2 stranieri in esecuzione di ordini di carcerazione e giovedì, durante un controllo in quartiere Piave, hanno fermato una persona che dagli accertamenti è risultata aggravata da un provvedimento di carcerazione emesso nel 2018, ma rimasto inattuato in quanto si era reso irreperibile. Arrestato e condotto in carcere dove dovrà scontare 4 mesi. Ancora a Marghera gli agenti hanno arrestato un altro cittadino straniero gravato da un ordine di carcerazione disposto dall'autorità giudiziaria di Milano. Dovrà scontare 2 anni e 9 mesi per reati contro il patrimonio. Resta infine in carcere l'albanese 30enne arrestato martedì dalla polizia con 1 chilo di cocaina in borsa nelle vicinanze della stazione. Venerdì pomeriggio il questore Sbordone ha voluto incontrare gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico per ringraziarli e complimentarsi personalmente con loro per i risultati positivi conseguiti in questi giorni. E garantire più sicurezza in città è una delle priorità del candidato sindaco di centrosinistra a Venezia, Andrea Martella. Servono azioni concrete e immediate, ripristinando anche quello che il comune ha smantellato, ha dichiarato. La sicurezza è al primo posto nelle preoccupazioni di migliaia di famiglie della nostra città, di Mestre in modo particolare, quindi sarà al centro della nostra proposta di cambiamento. Garantire la sicurezza a veneziani e mestrini è una delle priorità del candidato sindaco di centro-sinistra Andrea Martella. Servono azioni concrete e immediate. La sicurezza non è uno slogan, deve essere un diritto per i cittadini come lo è il diritto alla salute o come il diritto al lavoro. Noi chiederemo che ci sia una presenza più forte nel territorio delle forze dell'ordine, maggior coordinamento, chiederemo che vengano ripristinati i vigili di quartiere, il presidio in tutte le parti della nostra città e accanto a questo il Comune deve fare molto di più. Politiche di rigenerazione urbana, di maggiore illuminazione, di rivitalizzazione sociale e commerciale e naturalmente anche politiche sociali di inclusione. Per Martella in questi anni non è stato fatto abbastanza, anzi. Lo sto riscontrando anche in tutti gli incontri che sto facendo in questo periodo, queste attività sono state smantellate. Il Comune non ha creduto a questo tipo di indirizzo, ha pensato che ci fosse bisogno solo della repressione, del presidio del territorio, ma solo con questo non è sufficiente ottenere dei risultati, se no ci sono anche delle politiche di integrazione, di inclusione, di contrasto al disagio che è necessario mettere in campo. Voltiamo pagina dal settore cerealicolo alla pesca all'epidottero che sta distruggendo la produzione dello zucchero sul litorale. Tutte le sfide e le preoccupazioni della CIA di Venezia.
Partiamo dal problema della barbabietola per passare a quello della pesca, insomma abbiamo dei problemi sia sulla parte interna diciamo che sulla parte ittica. Appena rieletta presidente della CIA Venezia, Senno fa il punto su quelle che sono le problematiche principali che l'agricoltura sta affrontando. Prima fra tutte la crisi dello zucchero, varietà troppo deboli, contro i nocivi, trattamenti insufficienti, valore alla vendita troppo basso per coprire i costi di produzione. Una crisi che sta mettendo a dura prova tutta la filiera produttiva. Di questo passo lo storico stabilimento di Ponte Longo sarà destinato a chiudere. Il motivo è la Spodoptera exigua, un lepidottero particolarmente aggressivo che sta devastando le barbabietole da zucchero nel litorale veneto. Attualmente mancano fitofarmaci efficaci per contrastare l'insetto. A preoccupare anche il settore della pesca, messa in ginocchio da specie invasive, granchio blu e la cosiddetta noce di mare, che hanno di fatto azzerato la riproduzione delle vongole, ma l'attenzione degli agricoltori va anche allo sviluppo del fotovoltaico. Uno dei più grossi problemi che ci preoccupa in questo periodo è appunto l'occupazione del suolo agricolo da parte di pannelli fotovoltaici appunto che andranno a erodere quello che è il tessuto fertile della nostra provincia e che appunto in nome di una transizione energetica rischia di mettere a serio repentaglio le nostre produzioni. I 9 componenti del direttivo dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi hanno rieletto Mirella Tuzzato presidente. Continua dunque il suo grande impegno verso i più fragili cittadini e famiglie in difficoltà. Dovremo vederla nelle immagini. Dal Banco Solidale del Sant'Artemio alle tante iniziative che vedono l'associazione al fianco di chi ha bisogno. Quindi Mirella Tuzzato, l'avete sentito, confermata presidente dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Andiamo al Carnevale adesso. Nonostante la pioggia continua la magia di questo momento molto particolare dell'anno, soprattutto a Venezia e anche nelle isole. Alcuni appuntamenti sono stati rinviati tra domani e lunedì. La magia del Carnevale di Venezia arriva anche nelle isole con splendidi carri allegorici e la grande kermesse incanta più forte anche del maltempo. Giovedì i carri sono stati protagonisti a Pelestrina, venerdì hanno incantato il Lido di Venezia, accolte da un bagno di folla in Gran Viale, come vediamo da queste immagini. Domenica saranno a Burano, la pioggia ha costretto a rimandare alcuni appuntamenti che però saranno recuperati. Sono tantissimi carri mascherati, nonostante la nebbia c'è molta partecipazione e quindi davvero portare i carri nelle isole è uno sforzo logistico importante, ma è un piacere farlo. Viva il Lido, viva il Carnevale. E anche tanti turisti oggi qui. Sì, oggi sono molti i turisti presenti in Gran Viale, è segno che il Lido attrae anche col Carnevale. Tanta gente, specialmente famiglie, nonni, genitori e i bambini che sono divertiti. Questo è il Carnevale che vogliamo, fatto con le famiglie del posto, quindi un grazie di cuore agli organizzatori. Ma c'è ancora tanto tempo per festeggiare, fino a martedì grasso. Siamo nel cuore del Carnevale, anche soltanto parlando delle sfilate dei carri ce ne aspettano ancora molte. Purtroppo il maltempo è un'insidia e che forse ci costringerà a cambiare qualche programma, ma sicuramente le sfilate di Marghera, di Campalto, di Mestre, di Delarino le confermeremo. La manifestazione, con l'organizzazione di Vera, braccio operativo del Comune di Venezia e la direzione artistica di Massimo Checchetto, ha portato il pienone negli alberghi. E chi è venuto a Cortina probabilmente ha deciso di venire qualche giorno prima per vedere quello che è un evento internazionale che è il Carnevale di Venezia, quindi possiamo trarre un bilancio decisamente positivo e ci godremo questo splendido weekend che darà delle grandi soddisfazioni. E un grande successo anche per la 17ª edizione del Carnevale dei Bambini della Biennale di Venezia, dedicato quest'anno alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Milano Cortina. Grandi numeri per il Carnevale dei ragazzi della Biennale di Venezia, sono ben 3.000 i partecipanti da scuole arrivate a Ca' Giustinian, sede della Biennale a Venezia, da tutto il Veneto. Il tema di questa 17ª edizione è legato alla sfida sportiva, in particolare ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, una presenza straordinaria, quella ufficiale del Museo del CIO, con sede a Losanna, e tra gli atleti presenti c'è Simone Barlam,
uno dei grandi atleti paralimpici italiani, 4 volte medaglia d'oro nel nuoto paralimpico, ai Giochi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. L'appuntamento con il Carnevale la Biennale di Venezia non lo dimentica e ne fa motivo di fantasia, creatività e immaginazione, rivolgendosi al pubblico che naturalmente è predisposto a tutto ciò, quindi il pubblico delle studentesse, degli studenti, delle alunne e degli alunni. Voglio immaginare quindi il percorso di formazione che dalla primaria fino all'università trascina queste generazioni nell'avventura in assoluto più bella e più entusiasmante, che è quella dell'arte. Il portatore di messaggio del movimento olimpico, del movimento paralimpico, quindi tramite questi laboratori artistici, tramite la creatività, lo sporcarsi le mani, il colorare, il tagliare, trasmettere a questi bimbi, a queste bimbe, a questi ragazzi i valori dello sport, i valori olimpici, i valori paralimpici e fargli imparare tante cose che magari non conoscevano. Quindi siamo qui a divertirsi imparando. Adesso ci sono i giochi di Milano Cortina, sia giochi olimpici che paralimpici. Ogni bimbo, ogni bimba crea il suo fiocco di neve che pian piano si va a posare qua alle mie spalle per creare i cerchi olimpici e i Gitos paralimpici. Ogni fiocco è diverso, ogni bimbo fa il fiocco diverso e il lavoro di squadra pian piano crea questa composizione di gruppo. Era l'ultimo servizio per questa nostra edizione, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Treviso, subito le previsioni del tempo. Arrivederci.